Inaugurato stamani il nuovo padiglione sanitario all'interno dell'hotspot di Porto Empedocle al Caos, donati dall'Associazione Paolo Palmisano, attrezzature specialistiche del valore di circa 15.000 euro. Aggiornato stamani il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia dalla Giunta Schifani, approvati tra gli altri la costruzione di 2 termovalorizzatori in Sicilia, uno a Palermo, l'altro a Catania. Al via la legge del codice della strada approvata dal Parlamento, le considerazioni del sindacato di polizia MP. Anche la CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario Buscemi, interviene sul videomapping, promuovere Agrigento con le svastiche. Intanto il sindaco Miccichè afferma che farà modificare il filmato. Lutto nel mondo della politica agrigentina, è morto stamani improvvisamente l'onorevole Vincenzo Lo Giudice, fu sindaco di Canicattì, assessore regionale ai lavori pubblici. Tutto pronto per il concerto di Edoardo Bennato che si svolgerà al Pala Bellavia di Conrade Sachimento sabato 23. Al Teatro Pirandello nuovo appuntamento con la commedia La Sana Coppia con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Si è svolta la partita di recupero della Serie D a Cireale Vittoriosa, continuano gli appuntamenti della Coppa Italia in Serie D anche per l'eccellenza. Buongiorno e benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 21 novembre giovedì, inaugurato stamani il nuovo padiglione sanitario all'interno dell'hotspot per l'accoglienza dei migranti in contrada Caos, diverse le attrezzature specialistiche donate dall'Associazione Palmisano, il servizio. Inaugurato stamani il nuovo padiglione sanitario all'interno dell'hotspot per l'accoglienza dei migranti in contrada Caos a Porto Empedocle, l'Associazione dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Paolo Palmisano, nell'ambito delle iniziative a carattere sociale che hanno da sempre contraddistinto la propria azione, ha donato l'attrezzatura specialistica indispensabile per garantire un buon funzionamento dello stesso padiglione, per un valore complessivo di 15.000 euro circa. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il prefetto di Agrigento Filippo Romano, i responsabili del comitato provinciale della Croce Rossa di Agrigento che gestisce la struttura di prima accoglienza e il presidente dell'Associazione Palmisano, l'ingegnere Filippo Napoli, con i soci della stessa associazione. Noi teniamo molto ad assicurare condizioni di umanità e di sicurezza nell'ambito dell'hotspot. Questo, come tutti sapete, è un hotspot nuovo, è stato realizzato lo scorso anno per evitare il ripetersi di eventi incresciosi come quando con più di 1.000 persone, 1.000 migranti contemporaneamente presenti presso il molo del porto di Porto Empedocle non si riusciva ad assicurare un minimo di servizio, tanto che alcuni si allontanarono, cominciarono ad andare a chiedere aiuto in città e fu veramente un momento molto negativo. Ne siamo usciti, possiamo dirlo, vincitori, grazie alla collaborazione della Croce Rossa che ci collabora ampiamente sia a Lampedusa sia a Porto Empedocle e grazie al fatto che con l'autorità portuale si è trovato un accordo per individuare un'area idonea e sicura per poter realizzare una struttura dignitosa. Oggi questa dignità si accresce di un ulteriore aiuto, grazie, devo dirlo, no? Sì, certo. Lo dica lei, alla fondazione che lei rappresenta. All'Associazione Dipendenti Paolo Palmisano, che rappresento, sono l'ingegnere Filippo Napoli. Che sono i dipendenti della provincia. Della provincia, sì. Che è un grande ente, perché le province hanno rappresentato nell'ambito del mondo degli enti locali italiani grandi enti pieni di capacità tecniche e operative. Che purtroppo negli ultimi anni sono state un poco messe in ombra, ma che invece sono importanti. Ecco, i dipendenti della provincia raccolti in fondazione oggi regalano alla Croce Rossa e quindi anche a noi l'arredamento interno che nasce da un'idea che abbiamo avuto noi dipendenti della pubblica amministrazione, quindi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, perché noi da tempo abbiamo un'associazione che abbiamo intitolato all'ingegnere Paolo Palmisano, che purtroppo è morto in una situazione tragica, era il nostro dirigente tecnico. Noi i dipendenti abbiamo creato questa associazione e abbiamo deciso di mettere da parte una piccola somma con il nostro ufficio ragioneria
proprio da destinare ogni anno diciamo, a occasioni come questa, diciamo, quindi dare la possibilità a chi ha bisogno di avere, diciamo, un aiuto da parte nostra. Ecco, sono i nostri risparmi che oggi vengono utilizzati qui in questa bellissima infermeria proprio adibita ai migranti che purtroppo raggiungono il nostro territorio. È un'idea che abbiamo avuto noi di dipendenti, ma che abbiamo elaborato grazie ai funzionari della prefettura, è un'idea anche del prefetto che ringrazio. Sì, questo centro, diciamo, si attrezza di altre strutture, di altre mezze sanitarie che grazie all'associazione Palmisano, e voglio ringraziare pubblicamente l'ingegnere Filippo Napoli e tutti i soci per aver donato queste attrezzature che ovviamente io dico sempre spero di non poter utilizzare per i migranti, però ci danno la possibilità subito qua presso l'hotspot di fare, diciamo, controllare, diciamo, le persone, non ci sia necessità di portarle al San Giovanni di Dio. Nello specifico di che cosa si tratta? Quali sono i mezzi? I mezzi sono per esempio il ventilatore, la possibilità di fare l'elettrocardiogramma, diciamo, queste sono le cose fondamentali che veramente fanno sì che non abbiamo la necessità di portare, come capitava prima, le persone al San Giovanni di Dio, e quindi anche diminuire l'affluenza presso il nostro ospedale cittadino. Ma allora, purtroppo, ripeto, diciamo, quando fanno queste grandi traghettate arrivano, diciamo, che hanno bisogno delle cure necessarie, però diciamo, non sono cose drastiche e drammatiche. È capitato per esempio l'altra volta che c'è stato un signore che ha avuto un infarto e grazie, diciamo, all'intervento del nostro medico e del nostro volontari che sanno fare il sanitario, l'abbiamo portato subito all'ospedale San Giovanni di Dio. E la Giunta regionale nella seduta di stamattina ha aggiornato il nuovo piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, previsti anche 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania. Il servizio. La Giunta regionale nella seduta odierna ha apprezzato l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. Contestualmente il Presidente della Regione Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, ha firmato l'ordinanza che adotta il piano, che prevede 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania, 31 impianti di compostaggio, 14 nuovi di cui 6 pubblici, 24 biodigestori, 20 nuovi di cui 11 pubblici, 16 piattaforme, tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti TMB. Lo prevede il nuovo piano di gestione dei rifiuti, discusso appunto stamattina nella seduta di giunta convocata dal Presidente della Regione. Tra gli obiettivi del piano c'è il recupero del 65% dei rifiuti urbani, l'eliminazione dei trasferimenti dei rifiuti fuori la Sicilia, la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attualmente vigenti, con un risparmio di circa 150 milioni annui, la riduzione del conferimento in discarica, depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando gli obblighi previsti dalla normativa europea. Per la realizzazione dei termovalorizzatori occorreva che la Sicilia fosse quantomeno dotata di un piano rifiuti, cosa che non aveva. Oggi, dopo un lungo iter e tanta attività, lo abbiamo adottato. Da domani si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione, chiusura delle discariche. Da oggi al via il nuovo testo del Codice della Strada, approvato dal Ministro Salvini in Parlamento. Le considerazioni di Antonino Alletto, del segretario del Movimento di Polizia Sindacale. Da oggi via libera al Senato il nuovo testo del Codice della Strada. È legge. La legge, voluta fortemente dal Ministro Matteo Salvini, viene accolta con soddisfazione dalla maggioranza, mentre diverse associazioni di categoria esprimono forti dubbi, in particolare sulla misura sui monopattini, sulle nuove norme sugli autovelox e sotto la guida di sostanze stupefacenti. In merito alla legge approvata interviene oggi il segretario del Movimento Sindacale dei Poliziotti MP, che per mezzo del suo segretario generale Antonino Alletto afferma: il Movimento dei Poliziotti Italiani è certo che le nuove regole del Codice della Strada approvato dal Senato avrà un concreto effetto deterrente nei confronti degli utenti della strada solitamente indisciplinati.
Riteniamo allo stesso modo che a questa importante risoluzione normativa da parte del Parlamento sia necessario potenziare gli addetti alla prevenzione e al controllo delle strade e autostrade italiane con il potenziamento dell'organico della nostra specialità. La Polizia Stradale, afferma Letto, allo stato attuale lamenta una carenza di organico che raggiunge punte del 30% in alcune arterie importanti. La predetta specialità è composta da personale altamente specializzato nel settore e ha l'obbligo di assicurare la propria presenza su tutte le autostrade del Paese e in alcuni particolari casi all'interno dei centri urbani per l'elevata professionalità nel rilievo degli incidenti stradali mortali. Auspichiamo, conclude il segretario nazionale Antonino Alletto, che i cittadini possano godere della presenza rassicurante di una nostra pattuglia della Polizia Stradale per qualsiasi esigenza possa scaturire, essendo alla guida di un automezzo. Prevenire è certamente la soluzione migliore che sanzionare dopo che l'evento si sia accaduto. Anche il segretario generale della CGIL di Agrigento interviene sulle svastiche nel videomapping proiettato alla stazione. Intanto il sindaco dichiara che farà modificare il video. Continua il dibattito sulla promozione del video con i simboli nazisti. Interviene oggi la CGIL di Agrigento attraverso il segretario generale Alfonso Buscemi, che ha condannato l'inclusione delle due svastiche nel video promozionale per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Le svastiche sono state visibili in un filmato che intendeva celebrare la città e la sua candidatura, ma la presenza di questi simboli nazisti ha suscitato reazioni negative. Alfonso Buscemi, nella sua qualità, ha espresso preoccupazione per il messaggio offensivo che tale simbolo porta con sé, ricordando le atrocità legate al nazismo, sottolineando che tale contenuto non avrebbe dovuto trovare posto in una promozione culturale. Tutto ciò avviene mentre le camicie nere sfilano provocatoriamente nel centro di Bologna, i capi di movimenti che si richiamano al fascismo aggrediscono la sede nazionale della CGIL e tanti altri episodi simili nel silenzio assoluto del governo nazionale e di esponenti politici locali. Dopo la lenta partenza per i preparativi di Agrigento Capitale della Cultura, avremmo voluto parlare di un piano infrastrutturale che accogliesse i turisti nella città. Ci sarebbe piaciuto, continua Buscemi, poter parlare della riapertura dei tanti ponti chiusi da decenni, delle strade dissestate messe a nuovo, dei parcheggi inesistenti consegnati alla città, del potenziamento del corpo della polizia municipale. Purtroppo nulla di tutto ciò è stato fatto e nulla appare all'orizzonte. Pensiamo che nulla resterà per la città e la nostra provincia di tutto questo dopo il 2025, considerato che quello che si registra è la preparazione di spettacoli con costi che ai più sembrano ingiustificabili. Ci piacerebbe tra qualche mese poter affermare di esserci sbagliati, ma le premesse non sono proprio queste. Intanto sulla vicenda interviene il sindaco Franco Miccichè, affermando che il video lo farò modificare. Il progetto cartaceo, continua Miccichè, prevedeva la storia di Agrigento dei 2600 anni, nessuno pensava che venissero inserite anche le svastiche naziste, perché Agrigento il nazismo non l'ha mai vissuto, che anche però un'indagine aperta al comune, sto sentendo il produttore, afferma il sindaco Miccichè, per fare modificare il video mapping, nel progetto non era inserito alcun riferimento. Il video è stato creato dall'artista Elisa Nelli, la cifra prevista per la sua messa in opera è di circa 149.000 euro. E si è spento stamane alle prime luci dell'alba a Canicattì, stroncato da un arresto cardiocircolatorio improvviso, l'onorevole Vincenzo Lo Giudice. All'età di 86 anni, politico della Prima Repubblica, molto legato alla sua città, Lo Giudice fu deputato regionale per 2 legislature nell'UDC, ricoperto importanti cariche istituzionali all'interno del governo regionale, fu infatti assessore ai lavori pubblici e anche sindaco di Canicattì. I funerali si svolgeranno a Canicattì venerdì 22 novembre nella chiesa di Maria Ausiliatrice. Alla famiglia Lo Giudice
e a suo figlio Rino le condoglianze della nostra redazione. Ha suscitato parecchio scalpore la vicenda che ha visto 56 indagati e 11 arresti in merito all'indagine shock al carcere Cerulli di Trapani. L'approfondimento dei colleghi. I poliziotti si organizzavano in squadre per picchiare i detenuti. Emergono dettagli inquietanti dall'inchiesta sulla sezione blu del carcere Pietro Cerulli trapanese. Un'inchiesta che ha svelato torture, abusi, maltrattamenti ai danni dei detenuti più fragili, quelli con problemi psichici, che venivano rinchiusi in condizioni degradanti. 11 poliziotti sono finiti così agli arresti domiciliari, altri 14 sono stati sospesi dal servizio, 46 gli indagati, un agente su 5 del penitenziario di Trapani è sotto inchiesta. Le indagini hanno rivelato anche l'esistenza di una presunta squadretta così definita, un gruppo di agenti penitenziari incaricato proprio di reprimere detenuti con metodi brutali, illegittimi. La sezione blu destinata ai detenuti più fragili, tra cui molti con problemi psichici, si è così trasformata in un luogo dell'orrore, dove violenze e abusi erano oramai la norma. Secondo le intercettazioni, la squadretta veniva descritta dagli stessi agenti come un gruppo punitivo. Filippo Guaiana, uno degli indagati, avrebbe riferito in una conversazione intercettata che il gruppo sarebbe stato costituito dopo l'aggressione di un detenuto ai danni di un collega. L'obiettivo? Rispondere con la forza alle proteste o alle presunte intemperanze dei reclusi. La sezione blu del carcere Pietro Cerulli di Trapani, destinata proprio all'isolamento dei detenuti, era così pensata per ospitare i reclusi più fragili, persone con problematiche importanti, soggetti a rischio o coloro che necessitavano di particolare sorveglianza. Tuttavia, secondo quanto emerso dall'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Trapani, questo spazio si è repentinamente trasformato in un luogo di abuso sistematico. 55 comunque soggetti indagati per reati gravi come tortura, abuso di autorità contro i detenuti, falso ideologico, calunnia. Tra gli arrestati Filippo Guaiana, 40 anni di Trapani, Antonio Mazzara, 60 anni, Claudio Angileri, 58 anni di Marsala. Gli altri indagati provengono da varie località della provincia, alcune anche fuori regione. Apprendiamo questi dettagli dai colleghi di TP24. I detenuti già isolati dall'arresto della popolazione carceraria venivano denudati, costretti a camminare nudi lungo i corridoi, tra risate e insulti. In un caso un uomo è stato schernito per le dimensioni dei suoi genitali, in una scena che gli inquirenti hanno definito umiliante, lesiva della dignità umana. Tali atti, secondo gli inquirenti, miravano a instaurare un clima di terrore e a ridurre le vittime a oggetti di scherno, aggravando ulteriormente la loro condizione di fragilità mentale. A rendere ancora più inquietante il quadro emerso dall'inchiesta e l'omertà diffusa tra gli agenti. Molti episodi si sono verificati alla presenza di altri operatori che avrebbero omesso di intervenire pur avendo il dovere di farlo. Il procuratore della Repubblica di Trapani, Gabriele Pace, ha definito la sezione blu una zona franca dove tutto era permesso. Il procuratore ha anche evidenziato come il carcere debba essere una casa di vetro dove la trasparenza e il rispetto dei diritti umani siano garantiti. La senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il giovane ucciso a Roma il 22 ottobre del 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare, commenta: una cosa gravissima. Ormai non c'è regione d'Italia dove le mele marce della polizia penitenziaria non siano accusate di abusi e comportamenti violenti ai danni dei carcerati. Così invece il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella. Quanto emerso in queste ore relativamente a quello che è accaduto nel carcere di Trapani segnala ancora una volta quanto questo reato sia fondamentale per diverse ragioni. Da una parte per perseguire i responsabili di questo crimine, dall'altra nel far sentire il supporto dello Stato alle persone che subiscono torture o violenze in carcere, che oggi molto più di prima tendono a denunciare questi episodi. Per ultimo anche rompere il muro di omertà che troppo spesso in casi simili si creava in passato.
A Milazzo schianto con il parapendio, muore un 57enne, grave la figlia. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Restano gravi le condizioni della 33enne rimasta ferita ieri pomeriggio a Milazzo durante una discesa in parapendio con il padre. Quest'ultimo, di 57 anni, è morto dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo. La figlia è stata invece trasportata con l'elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni restano ancora critiche. La giovane donna ha perso un piede nell'impatto contro l'impalcatura su cui ha finito la discesa in volo con il paracadute. Quella che doveva essere una giornata di divertimento con alcuni amici si è trasformata in un attimo di tragedia. Padre e figlia, entrambi del Trentino, erano arrivati in Sicilia per trascorrere qualche giornata di vacanza e poter praticare lo sport preferito del parapendio insieme ad una comitiva. Ieri si sono lanciati in volo da una delle colline della zona del Milazzese. Pochi minuti dopo, però, forse a causa del vento, hanno perso il controllo del paracadute e sono stati trascinati sulla spiaggia di Milazzo fino a sbattere rovinosamente contro la struttura metallica di una ex discoteca sulla litoranea di Ponente. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trasportato i due in un luogo idoneo per il primo soccorso da parte del personale del 118 intervenuto con 2 ambulanze. In un primo momento era apparsa molto più grave la figlia. Il padre è stato trasportato all'ospedale di Milazzo con l'ambulanza, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. La trentenne, viste le gravi lesioni agli arti superiori e inferiori, è stata trasportata invece con l'elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina. Come detto, le sue condizioni restano critiche. Sull'incidente è stata aperta un'indagine per accertarne le cause. Al via a Taormina Food Expo 2024, da oggi fino al prossimo 24 novembre, presso il Palazzo dei Congressi, organizzato dalla CNA Sicilia, il servizio. Al via da oggi il Taormina Food Expo 2024 fino al prossimo 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi della città ionica. L'evento, giunto alla sua 3ª edizione, è organizzato dalla CNA Sicilia con il contributo dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea e il patrocinio oneroso dell'assessorato regionale al turismo e del comune di Taormina. È una kermesse che vedrà la partecipazione di più di 50 aziende, organizzazioni e personalità del settore, delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, tra cui la Malta Food Agency, il ministro dell'agricoltura maltese Anton Refalo, il presidente del Parlamento maltese Angelo Farrugia. Saranno insomma 4 giorni dedicati alle eccellenze dell'agroalimentare mediterraneo, scanditi da dibattiti, show cooking, animati da una ricca delegazione di chef maltesi che insieme agli chef siciliani dell'Unione regionale cuochi siciliani, presieduta da Rosario Sadita, degustazioni e incontri B2B tra imprenditori e buyers, quest'ultimi organizzati dall'Ufficio Promozione e Mercato Internazionale della CNA. L'inaugurazione si terrà oggi 21 novembre alle 15:30 alla presenza delle tante autorità, non solo una vetrina espositiva, dichiarano Tindaro Germanelli ed Enzo Di Stefano, rispettivamente responsabili e presidenti della CNA Agroalimentare Sicilia, ma in un momento di scambio e crescita per tutti i partecipanti, all'interno del quale fanno da padrone le eccellenze enogastronomiche con un focus sui prodotti a chilometro zero, le produzioni siciliane come formaggi, vini, lievitati, conserve e oli di alta qualità, un vero e proprio contenitore culinario e culturale dove assistere tra le tante cose alla presentazione di libri e dove si terrà un appuntamento sul centenario del maestro Camilleri nel 2025. Questa iniziativa, concludono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente di CNA Sicilia, si inquadra nell'ottica del contributo che la CNA Sicilia e l'Agroalimentare Sicilia intendono sviluppare nell'ambito delle iniziative che la Regione Sicilia sta mettendo nell'ampio programma Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. A questo proposito,
Conclude Piero Giglione, la CNA sta lavorando per raggiungere il prestigioso obiettivo di portare a certificazione STG, che vuol dire specialità tradizionali garantiti, ben 9 piatti della gastronomia tradizionale siciliana che sono stati presentati dai vari chef dell'isola già nella scorsa edizione del Taormina Food Expo. A Palermo il premio Innovazione Sicilia 2024, il People degli innovatori siciliani. Oggi si è dato appuntamento all'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva. I colleghi di Palermo. Oggi appuntamento all'Ecomuseo del Mare con il premio Innovazione Sicilia 2024, valorizzare gli innovatori che si sono distinti negli ambiti specifici delle strategie regionali dell'innovazione per la specializzazione intelligente, un percorso che si propone di realizzare geniali idee concepite da menti brillanti che potrebbero trovare gli strumenti di crescita professionale attraverso l'investimento che la regione siciliana sta portando avanti con una visione che guarda al futuro prossimo. Stiamo provando a mettere in piedi una grande festa dell'innovazione con l'obiettivo di unire i puntini delle varie realtà migliori, delle varie realtà più ambiziose, quelle anche ai margini dei nostri territori, per ritrovarci tutti in un unico luogo per fare il punto sullo stato dell'innovazione in Sicilia, per cercare di dare anche suggestioni e stimoli alla parte istituzionale. Il nostro è un modello di incontro in cui mi piace dire che gli outsider dell'innovazione hanno la possibilità di incontrare i sistemi di decisione burocratico, politico, finanziari, e quindi in questa giornata, oltre ai 263 candidati al nostro premio Innovazione Sicilia, sono presenti istituzioni finanziarie, è presente la Regione, l'assessorato alle attività produttive che ci ha consentito e ha sposato questa iniziativa. La presenza di tante persone, di tanti ragazzi, è la testimonianza che il progetto che noi abbiamo sostenuto, finanziato e su cui crediamo va via via crescendo. L'innovazione per noi è un tema importante, il fulcro dell'economia, e quindi innovare vuol dire rafforzare il sistema di competitività delle aziende, innovare vuol dire crescere, innovare vuol dire camminare alla stessa velocità che chiede il mercato produttivo, e la presenza oggi di tanti giovani, circa 300 addirittura, giovani che presenteranno delle start-up innovative, per noi è, come dire, motivo di orgoglio. È la prima accademia del Sud Italia dedicata al videogames, alle digitale art, ai cartoni animati, qualcosa di innovativo che prima non c'era. Molti giovani alla fine devono per forza uscire e scegliere delle nuove opportunità di studio fuori, se non all'estero. L'idea è quella di riuscire a ricreare una buona accademia legata a quello che è il nuovo mondo dell'intrattenimento. L'innovazione è una delle chiavi di accesso a un futuro che non sia un futuro di emergenza, ma sia un futuro, diciamo, di nuove produttività, di nuove iniziative economiche. E il motivo per cui siamo qui è proprio questo, cioè con il nostro piccolo contributo dare un segnale alle nuove generazioni, ma non solo alle nuove generazioni che si stanno spendendo su questa terra. Affidate oggi all'ASP di Agrigento le direzioni di 4 dipartimenti che svolgono un ruolo apicale nello svolgimento delle funzioni di gestione dei servizi aziendali. Si tratta del Dipartimento di Prevenzione, formalmente assegnato alla dottoressa Girolamo Bosco, del Dipartimento di Emergenza al dottor Gerlando Fiorica, del Dipartimento di Cure Primarie al dottor Ercole Marchica e del Dipartimento di Riabilitazione al dottor Onofrio Cacciatore. Oggi, al termine delle procedure, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha ricevuto i neodirettori presso la sede legale dell'ASP per la formale sottoscrizione dei contratti di durata quinquennale. Linea alla regia per la pubblicità. Si svolgerà sabato 23 prossimo al Pala Bellavia di Contrada Chimento il concerto di Edoardo Bennato.
Se cercate musica leggera per non riflettere è meglio che non venite, se invece volete ascoltare la musica rock, quella della tensione, che vi trasmette energia e carica propositiva, allora non potete mancare, ve lo dico con grande lealtà perché la lealtà fa parte dell'essere siciliani. Con queste parole Edoardo Bennato in un video social invita gli agrigentini sensibili al rock più autentico a partecipare al suo prossimo concerto che si terrà 23 novembre sabato al Paraforum Bellavia presso lo Sport Village in Contrada Esachimento. Il video registrato di Bennato ha alle spalle l'isola di Nisida, un'isola e nessuno lo sa, è l'emblema di tutto quello che la gente non sa e non deve sapere. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticket One. Ciao ragazze e ragazzi, quello che vedete alle mie spalle è l'isola di Nisida, che come recita il testo della canzone è un'isola e nessuno lo sa. Ed è anche un po' l'emblema di tutto quello che la gente non sa, non può sapere, non vuole sapere, non deve sapere. Comunque, vedete, per me la sicilianitudine è sinonimo di lealtà, per cui è giusto che sia leale con voi. Insomma, per il concerto di Agrigento, se voi siete interessati a un tipo di musica di passione leggera, che serve a svagarsi, a non riflettere, è meglio che non venite, perché comunque è complicato pure parcheggiare la macchina, insomma, lasciate perdere. Se invece volete un tipo di musica che parla proprio delle nostre schizofrenie, delle nostre contraddizioni e che sia musica di tensione, musica rock, allora venite, perché non solo vi divertite, ma attingete anche energia. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. La strana coppia, la celebre commedia Neil Simon sul palco del Teatro Pirandello sabato 23 novembre alle ore 21 e domenica 24 alle 17:30. Nuovo appuntamento del cartellone del Teatro Pirandello di Agrigento per la stagione teatrale 24-25. La strana coppia, la celebre commedia di Neil Simon, approda sul palco del Teatro Pirandello per due imperdibili appuntamenti, sabato 23 novembre alle ore 21 e domenica 24 alle ore 17:30. Quest'opera, simbolo del genio creativo di uno dei più grandi autori del teatro comico del Novecento, riesce a cogliere con ironia le dinamiche quotidiane, regalando momenti di pura comicità. La trama segue le avventure di Felix e Oscar, due uomini con caratteri opposti, accomunati dal recente divorzio, decidendo di condividere un appuntamento in un grattacielo sul Riverside Drive di New York, dando vita a una convivenza esilarante fatta di gag irresistibili e momenti vero comici che promettono di conquistare il pubblico. In questa nuova versione teatrale Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia formano una coppia artistica inedita, portando in scena il classico di Neil Simon con un verve fresca e moderna, tra litigi, partite di poker e battute fulminanti. La commedia si dimostra ancora oggi di grande attualità, capace di divertire e far riflettere sugli equilibri, spesso precari, delle relazioni umane. Un'occasione, insomma, da non perdere e vivere questo capolavoro della comicità che regala risate e spunti di grande riflessione. Per le notizie sportive si è svolta ieri una partita di recupero del campionato di Serie D Girone I che ha visto la Cireale vittorioso contro la Vibonese. Intanto proseguono gli incontri di Coppa Italia di Serie D e di Eccellenza. Di tutto ciò ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Nel recupero la Cireale ha battuto la Vibonese per 3-2, è stata una vittoria molto rocambolesca e per giunta arrivata in rimonta, in una partita ricca di grandi emozioni. Infatti per ben 2 volte consecutive gli ospiti erano andati in vantaggio, la prima volta con Terranova, poi c'è stato il pareggio di Sueva, di nuovo avanti con Cardinale, ma un caparbio a Cireale raggiunge il pareggio 2-2 con Capogna, ma non è finita perché successivamente il sigillo finale del successo arriva con Danfa. Con questi importanti 3 punti la squadra di mister Massimo Epifani sale a 11 punti in classifica, mentre la Vibonese alla sua seconda sconfitta consecutiva rimane a 23 punti.
A questo punto l'Acregas rimane sempre più sola in coda alla classifica con 7 punti e domenica prossima arriva all'Esseneto il Paternò, che è l'attuale quinta classificata in graduatoria. Intanto mercoledì scorso si sono anche disputati i 32esimi di finale di Coppa Italia di Serie D. Galvanizzato dalla recente vittoria ottenuta all'Esseneto contro l'Acregas, l'Enna ha superato il Siracusa con il risultato di 3-2 e si qualifica per i prossimi 16esimi. Anche la Regina supera il turno avendo battuto a domicilio il Gelbison con il risultato di 1-3. Regina ed Enna dunque si qualificano per i 16esimi di finale. Anche in eccellenza si sono disputate le gare relative alla Coppa Italia. Nel girone A si sono giocate le partite San Vito Lo Capo Misilmere e passa il turno il San Vito Lo Capo avendo vinto 6-5 ai calci rigore, e anche perché l'andata era terminata 0-0. E quindi anche Atletica Palermo ha battuto lo Sciacca 1-0 e l'andata era 0-0, per cui l'Atletica Palermo approda al turno successivo. Nel girone B, Vittoria Nebros 0-0, andata 2-1, quindi passa l'Avola. L'Avola batte l'Aci Sant'Antonio 3-1. Si qualificano dunque per le semifinali il San Vito Lo Capo, l'Atletica Palermo, il Vittoria e quindi anche l'Avola. E vediamo ora i gol della 12ª giornata della Serie D Girone I della scorsa domenica, curata dalla redazione di WeSport. 12ª giornata di campionato nel girone I di Serie D, occhi puntati alla razza per la sfida di cartello tra Vibonese e Regina. È un esordio da incorniciare per il nuovo Corso Amaranto guidato da Bruno Trocini, che espugna Vibo Valenza con l'incornata di Urso, che riporta la Regina a 2 lunghezze dal tandem in vetta alla classifica. Vincono sia Siracusa che Scafatese, di misura il successo degli Aretusei su Licata, che si godono il quarto centro stagionale di Maico Candiano. Ben più rotonda l'affermazione della Scafatese, che batte l'Ocri a domicilio per 4-0 in giornata di grazia. Ciro Palmieri, autore di una tripletta poker finale ad opera di Ciro Foggia. Quinto della classe a quota 20 punti, il Sambiase, non più una sorpresa di questo campionato, apre le marcature a inizio partita Zerbo, pareggio del Città di Sant'Agata illusorio con Capomaggio, ancora Zerbo e poi Ferraro siglano le reti che portano il Sambiase in zona playoff. Alle spalle dei giallorossi al sesto posto si attesta il Paternò, che vince il sentito derby contro la Ciriale per 1-0 grazie alla rete di Marino. La Ciriale in fondo alla classifica, crisi tecnica che condivide anche l'Acregas, sconfitto in casa dall'Enna, che si porta a casa i 3 punti con la firma a inizio ripresa di Barrile. Reti inviolate tra Pompei e Nuova Igea Virtus, divisione della posta anche tra San Cataldese e Castrum Favara e nell'altro delicato derby siciliano tra Nissa e Ragusa. Soltanto 12 i gol al referto, il bottino più magro da quando ha avuto inizio il campionato, equilibrio che viene anche confermato dai risultati finali certificati dai 3 successi interni, dai 3 pareggi e dalle 3 vittorie esterne. Goal Collection che vi dà appuntamento al prossimo lunedì per un nuovo approfondimento sul massimo campionato dilettantistico. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre troverete i nostri servizi sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.